Nessuna tassa sui rimborsi, parola di Veneto Banca e BPV. L'annuncio è stato dato ieri sera con un comunicato fotocopia dalle stesse ex popolari, dopo che nelle ultime ore era rimbalzata la notizia della possibilità che i sottoscrittori dell'accordo di transazione si trovino costretti a pagare le tasse sul rimborso stesso. I due istituti di credito smentiscono questa eventualità, ribadendo ancora una volta la natura risarcitoria dell'offerta che pertanto non crea reddito imponibile. Diversa invece la linea della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, dal cui parere si è scatenato il caso. Al momento in cui scriviamo, infatti, dall'ente fanno sapere che il caso è in esame, ribadendo che in prima istanza l'Agenzia aveva evidenziato come, aderendo all'offerta, si riceveranno somme imponibili IRPEF. Insomma, la questione appare ancora intricata, come intricata è la posizione di quanti, e sono tantissimi, anche nel Bassanese, hanno deciso di non accettare l'offerta delle due ex popolari. Alla Regione Veneto abbiamo comunicato 611 fascicoli protocollati con richiesta di indennizzo da parte per conto dell'istituto. Eccolo il faldone di fascicoli gestito dall'Unione Consumatori che ora si prepara alla battaglia legale e in questo senso almeno una buona notizia sembra finalmente arrivare. La Regione Veneto ha pubblicato il bando di cui noi abbiamo già fatto la domanda per ottenere un contributo per poter pagare alcuni legali che comincino ad affrontare, non appena abbiamo la giurisprudenza un po' più consolidata, quindi credo che a settembre-ottobre partiremo sicuramente, per avviare alcune azioni contro la banca.